Al via domenica prossima la sesta giornata del campionato di promozione che interessa diverse squadre della nostra provincia. Il Casteltermini incontrerà la squadra del Misilmeri che attualmente occupa la seconda posizione con 10 punti. Il Gattopardo di Palma di Montechiaro disputerà la partita con il Vis Borgonuovo, posizionato attualmente all'ultimo posto in classifica. Il Camarat fuori casa giocherà con la formazione del Vallelunga con 3 punti all'ultimo posto, mentre la squadra agrigentina è a 4 punti in classifica. La Libertas Racalmuta è posizionata in classifica agli ultimi posti con 4 punti ed è guidata da Alessandro De Caro, che dopo la sonora batosta di domenica con il Misilmeri con 3 reti incassati disputerà l'incontro con il Moriale, che è capolista con 12 punti in tandem con il Salemi. Ora è la volta dell'Olimpica Acragas che ritorna all'Esseneto contro il Partinico, allenata dal suo ex Mimmo Bellomo. La squadra di Falsone dovrà tornare a testa bassa in campo e dimenticare la sconfitta subita a Salemi con la capolista che ha 12 punti e cercare di portare a casa altri 3 punti per non perdere il passo con chi è in testa, nella speranza che il tifo amico in casa possa spronare maggiormente la squadra capitanata dal bravo Giulio Castaldo, che in una sua nota ci tiene a smentire come non ci sia stata nessuna contestazione domenica scorsa nel dopo partita con il Salemi. Noi ci siamo recati come facciamo sempre sotto la curva dei nostri tifosi per salutarli e ringraziarli del loro supporto. I tifosi presenti ci hanno solamente esortati a fare di più contro il Don Bosco Partinico all'Esseneto.